Oggi a X-Lab avremo come ospite un altro king della scena del veneziano, del writing italiano e internazionale. Ha portato la sua arte anche oltreoceano, fino e oltre i cancelli della Grande Mela, dagli States all'Europa e ogni capoluogo d'Italia. Ha lasciato il segno coi colori e col carisma, facendosi spazio e ottenendo rispetto in una realtà competitiva e selvaggia come quella dei graffiti. E non solo. Direttamente dalla giungla di cemento, il discepolo della strada. Diamo il benvenuto a Steady Bear. Questa sarà croccante. Buon ascolto e buona visione. E benvenuti ed eccoci qui a un'altra puntata con Zor. Oh, ma sai in quanti Steady Bear. Avanti. Steady Io Bear, posso chiamarlo a.k.a. Zor? Steady Bear. No, Perché Aldo mi fa senti Zor, Masseo senti Zor, e Danilo Zor, Steady Bear. Mi piace Zor. Vabbè, Steady Bear. Ci racconti la differenza, perché un attimo sto Beh, intanto che bene o male basta che se ne parla, no? Quindi Giusto. bene o male basta che mi chiami, come vuoi chiamarmi mi chiami. Poi è il nome che ti precede, capito? Quindi alla fin fine è Zor, che Steady Bear va bene uguale. Perché Steady Bear? Beh, perché Steady Bear è un AKA che mi ero dato. AKA vuol dire appunto un alias, ok? Per capirsi. Perché mi sono sempre raffigurato nell'orso come figura animalesca, no? Che è così pacato, tranquillo, solitario anche, ma al tempo stesso non fatelo incazzare, no? In quanto orso, ecco. Steady, orso vuol dire orso duro, no? Orso rinforzato, perché comunque la vita mi ha portato anche a sapermi indurire, no? A rafforzarmi, quindi questo accostamento qua di Steady Bear, non Teddy Bear, Steady Bear, mi piaceva questa differenza qua. Puoi raccontarci, per gli amici che non ti conoscono e sono capitati qua in questo canale, Yes. come ti descrivi? Cioè, se dovessi dare una descrizione veloce di te stesso. Beh, mi sembra di essere un po' troppo presuntuoso però a descrivermi, sai, cioè lascio molto, ripeto, come ti ho detto prima, nel bene e nel male lascio che le persone parlino di me, che comunque parlerebbero ugualmente. Vabbè, detto questo, cerco sempre di lasciare sempre il meglio di me, quindi una descrizione di me stesso potrei dirti, è molto in da club sta roba. tipo sì, Io sono un ragazzo introverso. no, beh, sono estroverso, mi potete trovare Che ragazza cerchi? mora, alta ma al tempo stesso bassa, che sia curva ma al tempo stesso una top model, comunque Curve. beh, ragazzi, intanto le ragazze curve, con le loro curve, Belle, diciamolo, l'importante è senza- no, assolutamente no, sono serio. Le donne bisogna intanto apprezzarle in tutta la loro forma ed espressione. Non dovete mai Un applauso fermarvi. alle donne. E tanto uscirà l'8 marzo sta puntata, no? Niente. Potremmo. Tra l'8 marzo, attenzione, Wu-Tang Clan a Bologna, concerto che consiglio di non Porca mancare. puttana, è la festa della donna. Reunion perfetta. del Wu-Tang, esatto. I Wu-Tang verranno a fare la festa alle donne, no, è così un po'. Vabbè, comunque, Ok, gang stavo bang, dicendo, BBC. le donne bisogna saperle amare, bisogna saperle apprezzare, quindi stavo dicendo le donne curve, no? È bene che la donna abbia le sue curve, le loro... Quindi la siamo- donna mediterranea, no? Un sex coach? No? Un love coach? So apprezzare. Io direi lasciare la parola al Vise. Un sommelier di pussy. Allora, Vai. Steady Bear, se vuoi darci un background, facciamo un throwback un po' delle tue passioni prima del writing, perché è un percorso che comunque insomma non è da qualche anno che hai intrapreso, quindi se vuoi accennarci qualcosa di... Beh sì, l'hip hop culture è sempre stato la mia cultura e oltre cosa vuol dire? È uno stile di vita, in quanto sai le discipline dell'hip hop tu le puoi fare, però l'hip hop è proprio qualcosa che vivi, che sei, ok? Quindi sì, se vogliamo parlare degli albori, ho cominciato diciamo a essere curioso con umiltà, perché non sapendo le cose avevo sete di sapere e con umiltà mi affrontavo a quelli già più grandi di me che per me erano dei guru, no?
anche perché all'epoca stiamo parlando di un'epoca in cui non c'era internet, Di che anni parliamo? Wikipedia, hip hop 2 punti, Primi 90. primi 90, 93, quindi ero in seconda media. Sì, facevo manca dal catechismo e andavo a Vedi, c'è vedermi. chi fa manca da piscina. C'è chi fa manca dalla piscina per venire a beccare noi, Meslog, eccetera, e chi faceva manca all'epoca quando avevo la tua età, quindi nel 93 per andare manca da piscina. si manca la Sempre piscina. ridere, è diventato un classico già. Fantastico. Ma dici qualcosa del prima, cioè Quindi- quali erano le tue passioni prima dei graffiti? Ok, sì, infatti, una passione prima di quello che è stata la cultura hip hop, il writing come mia disciplina che ho sposato e ho fatto mia. Lo skateboard, lo skate, quindi già dal fine elementari per tutte le medie andavo a scuola in skate, ero sempre in skate, avevamo la nostra crew di skater, no? E quindi vedendo poi i video degli skater americani e anche le poche fanzine di skate, c'era una fanzine che si chiamava proprio Skate, e lì apparivano i primi pezzi, i primi graffiti fatti negli skate park, mentre a volte vedendo alcuni canali appunto come MTV Rest in Peace, non c'è più MTV da poco. Quando è che è nato no. MTV, tra l'altro? Io l'ho sempre visto, ma Io pensavo fosse morto tempo fa, in No, realtà no, mi ha detto la era- stessa cosa la mia ragazza. era nella Pay TV, non c'è c'era- più MTV. MTV era nella Pay TV, adesso non c'era- c'è più. Comunque ha segnato un'epoca di più generazioni MTV, soprattutto la generazione degli anni 90 cresciuta veramente a pane e videoclips. anche anni Comunque 2000. Eh sì, Anche primi 2000. sì, Noi abbiamo sì. fatto tempo a vedere Sean Sì. Paul, Eminem, i Limp Bizkit, Sì, infatti. Christina Sì. Aguilera, Britney Sono Spears. Cristina D'Avena. Parlo dei grandi. Dai, che Cristina D'Avena, rispetto. Quindi con MTV c'era poi alcuni programmi americani trasmessi dove facevano vedere appunto il video di skate e nell'intermezzo passavano i videoclip di rappers americani, quindi dai Public Enemy ai Run DMC, e quindi da là ho cominciato ad associare molto il rap allo skate, lo skate in strada, i graffiti, e quindi dallo skate poi sono passato appunto a vedere che cos'erano i graffiti, a cercare di capire, ad ascoltare, soprattutto ascoltare i racconti di gente che era già nel gioco, più grande di me, i pochi che c'erano, e da lì ho detto io sento questa cultura americana, me la sento vicina e sento che è una cosa figa, quindi inizialmente l'ho approcciato come un'espressione proprio figa, capito? No? Cool. E poi ha cominciato nel tempo ad essere proprio un'espressione invece di bisogno proprio personale, di DNA, di esprimersi, che l'avevi dentro, hai bisogno di buttarlo fuori proprio come veramente un'espressione non solo d'arte ma proprio emotiva, Beh, in quanto infatti, volevo il mio nome e metterlo e piazzarlo, che la gente lo leggesse ovunque e comunque. Due cose riguardo a quello che hai appena detto. Intanto io ti ho conosciuto come writer, ovviamente, Alle piscine facendo manca. però Questo bisogna ricordare. a tempo perso mi ricordo forse a una giornata dell'arte che ti ho visto prendere in mano lo skate di qualche altro ragazzino e ho detto ma cazzo, sa anche andare in skate tipo. Perché? È multitasking sto Figo, ragazzo. perché voilà. comunque per me cioè ai miei occhi lui era già tipo un adulto e però- Questo signore cioè, che va in questo skate. signore che va in skate questo signore di 25 anni che va in skate, io ne ho 15, Beh, anche 16. sì, 24. E poi Quando ci siamo tu visti. sei stato, riguardo al discorso diciamo del bisogno di esprimersi in generale, Sì. dei graffiti, oltre mettere in giro il tuo nome, sei stato un riferimento per me anche per il discorso di fare una scritta che non fosse solo il tuo nome, cioè non solo mettere in giro il tuo nome, ma tipo mi ricordo che mi avevi parlato di una volta che avevi fatto un pezzo per James Brown e, Ok, e ancora James. non trovavi la foto di quel Ok. pezzo. Però mi ricordo che altre volte hai fatto altre scritte, tipo quando mi hai invitato alla prima jam, che hai scritto al posto del tuo nome hai scritto Peace,
o altre volte, insomma, e sei stato uno dei primi che ho detto, aspetta, quindi il writing non è solo scrivere il tuo nome, ma è tipo dire cosa vuoi dire in quel momento là. Anche diciamo che di base è come nasce, la sua essenza è prendere il tuo nome e metterlo nel gioco, metterlo in giro, e la gente adesso deve beccare che tu devi. L'esigenza del writer è molto egocentristica, no? C'è molto egocentrismo, quindi ovviamente metti il tuo nome, lo ripeti, il tuo throw up deve essere un logo nel blocco, no? Nel quartiere, il tuo nome in primis, ok. Però poi diventa anche una questione di stile scrivere il tuo nome, ok? Devi scrivere, non basta scriverlo punto, devi scriverlo con stile. Ecco, ed è lì che subentra il gioco dell'alfabeto. Il tuo nome, nel mio caso 3 lettere, e a un certo punto necessitavo di esprimere tutte le lettere dell'alfabeto, o comunque tante lettere fighe che ritengo che siano fighe proprio, non solo come suonano ma come sono scritte in stampatello. Ho detto voglio scrivere anche qualcos'altro che abbia un senso. Peace semplicemente poteva essere, come love, come Angel, ste figure sempre io ci metto sempre del romanticismo un po' in tutto. Intanto sta scendendo il miele dal soffitto. Ma dov'è che hai imparato, o com'è che ti sei focalizzato a fare questo tipo di arti, insomma? Guarda, ti dico, anch'io ho fatto writing, però facevo spigassi alla fine, non ero in grado, ma capito? Tutti cominciamo facendo spigassi. Però neanche ho trovato qualcuno, come fatto trovare qualcuno che ti insegnasse, o imparato da solo? No, guarda, ho imparato totalmente da solo, perché non ci sono tutorial per queste cose, anche se in maniera ridicola al giorno d'oggi c'è di tutto, ho visto anche delle robe tipo tutorial. Qui tu hai preso delle bombolette una volta, come diventare un king? No, vabbè, comunque sì, nel senso, vedendo le poche, ripeto, non c'era i canali che ci sono adesso, quindi internet, vai a vederti cosa sono i graffiti, le lettere, eccetera. Lì dovevi andare a vedere su strada, no? Ritorniamo al discorso del romanticismo, quello è il romanticismo, andavi a vedere le cose per strada, al freddo d'inverno, al caldo d'estate, ti facevi chilometri destro al sole o in mezzo al ghiaccio, pur di andare a vedere quel muro che ti hanno detto che era dipinto chissà dove, oppure volevi andare a beccare il tipo più grande di te perché sapevi che lui aveva delle fanzine, dei magazine del settore, e che quindi potevi vedere tante foto di tanti graffiti, tanti colori, tante lettere. Quindi ovviamente prendevi e le sfogliavi come Bibbia, queste poche risorse che avevi, ne facevi tesoro, le guardavi finché non si consumavano le pagine, in tutti i momenti, da seduto sul cesso a prima di dormire, in autobus a sfogliarti le cose, no? E poi ovviamente tanta pratica, facendo inizialmente, come li chiami tu, ok, spigassi. Tutti siamo stati dei toi all'inizio che non sai quello che fai, però poi ripeto, la costanza, la voglia di sapere, l'umiltà nel muoverti sono servite per poi progredire non solo stilisticamente scrivendo, ma anche poi creando connessioni con, ripeto, persone più grandi di te che ti istruivano, ti dicevano guarda che così funziona, così nel writing funziona così, le famose leggi non scritte, no? Sì. Quindi però, anche tu sei stato un me che sei scusa, andato finisco, però tecnicamente mai nessuno mi ha detto per fare la linea più sottile devi andare di pressione col caps, con l'indice. Nessuno, queste sono cose che sperimentavi tu, facendo parecchia pratica, perché comunque sempre gli strumenti non erano così ben forniti come adesso, però ripeto era tutta una figata. Adesso... Ma per fare un graffito, se si può chiamare così, quali sono gli step da fare, quindi? Ti interrompo io per legarmi a una roba che ha detto lui. I tutorial non ci possono essere, i tutorial. Una volta non c'erano gli spray per i graffiti, che è una cosa fondamentale degli anni suoi e di Danilo e prima, quindi c'erano tipo gli spray da ferramenta, certo, e non avevi i tappini. Lui ha parlato di andare di pressione, che anche per me è stata una cosa che non mi ha detto nessuno, che però uno mi ha detto guardando loro, mi ha detto vedi sta andando di pressione. Andare di pressione vuol dire tipo premere con l'indice in modo che delicatamente in modo che non fai che non sbavi, tipo, sì, bravo, sì, che non fai il pettone.
Comunque sono tecnicismi questi, se tu mi chiedi come nasce questo, No, come si struttura, ad si esempio, organizza. io da ignorante mi viene a fare, prima faccio la scritta tipo anche fatta così, poi ci faccio i contorni, no, e dopo magari faccio qualche aggiunta. A me viene così da farlo. È giusto il procedimento o è diverso? Beh sì, poi diciamo che inizialmente parti sempre da una traccia, ok? Sì, specialmente all'inizio è giusto partire, voglio dire, con uno sketch, perché prima di andare sul muro devi fare tanta pratica su carta, no? Ok. Avere il tuo famoso sketchbook con tanta pratica su carta, poi ovvio che sul muro le proporzioni cambiano, però già lì cominci un po' a farti l'idea di quello che vuoi fare, di come impostare la lettera, ok? Cominci sì da una traccia, dalla traccia poi c'è un riempimento di base, ok? Delle lettere, della colorazione. Quindi tu prendi un colore, fai la traccia, poi fai i colori di cui vuoi che sia il graffito, il pezzo. Sì, e poi una volta che hai riempito le lettere, da lì ci fai gli inserti, le skills dentro, no? Le decorazioni dentro e poi da là c'è chi fa lo sfondo e poi l'outline, quindi il contorno delle lettere, fa il background e dopo il contorno delle lettere, chi invece fa anche direttamente l'outline, quindi il contorno delle lettere e poi il background, lo sfondo. Ecco, però generalmente se vogliamo fare una specie di tutorial, Sì, stiamo traccia, colorazione, background e poi contorno. Anche perché se io voglio dipingere sto muro qua, per esempio, io lo vedo da una distanza, lo vedo fin qua se voglio pitturare, non lo vedo da in fondo. Quindi anche le misure sono è una difficili. delle cose, delle prime cose con cui mi sono scontrato io all'inizio, cioè tu sei abituato ad essere così. Un conto hai il foglio, con esatto. il foglio. Dopo hai questa cosa che è molto più grande del foglio o più grande del Hai foglio. una scala che è enorme in confronto. Ed è diverso, è il primo, almeno per me è stato il primo step grosso da dire ok, aspetta, non sono sopra un foglio, Esatto. lui magari... Sì, le proporzioni cambiano. Dopo quante prove hai fatto un disegno decente secondo te? È difficile da dire. Sono passati tanti anni, non saprei dirtelo, sai. Sicuramente ho ancora le foto delle mie prime cose, cioè, mi fanno tenerezza ovviamente vederle, però ci vedo anche che trasudano tanta voglia di saper fare, di capire. E dopo quanto le prime cose mi davano soddisfazione, ti dico... Penso dopo non tanto, perché comunque una dose, ce l'ho sempre avuto un po' questa dose di autogasarmi, no? E che non è malsana, attenzione, se ti focalizzi, ti inquadri solo su quello, no, perché non vai da nessuna parte, non ti evolvi, non vai da nessuna parte. Però sai, ogni tanto non bisogna essere troppo severi con se stessi, no? Altrimenti rimani sempre fermo lì, devi comunque dire dai, sono migliorato rispetto alla volta scorsa, se non c'è nessuno che ti dà la pacca sulla spalla, datela tu da solo e fomentati, infottati da solo, capito? Anche Ti aiuta. Questo, scusami, questo qua secondo me, comunque a prescindere, non solo discorso graffiti, writing, per me vale per tante cose, Sì, anche nello tutto. sport stesso, secondo me. Poi l'importante, ripeto, è essere anche coscienti, umili, dire sto imparando, insomma. Però la differenza magari del nuoto, per esempio, che là è una cosa già più riconosciuta, la fanno in tanti e quindi hai modo di confrontarti. Certo. Tu ad esempio in quegli anni là con chi ti confrontavi? Con pochissimi? Mi potevo confrontare chiamiamolo confrontare con quelli, ripeto, più grandi di me, che per me Che erano appunto, comunque pochi. erano pochi, però in Veneto comunque avevamo una scena di gente, scusate, di gente forte, senza dubbio, già negli anni 90, e quindi ovviamente ti ispiri a loro. Poi mi ispiravo sempre comunque, soprattutto alla scuola classica newyorkese, e quella lì ovviamente non la vedevo di persona, la vedevo poteva essere il famoso documentario storico Star Wars, e poi tanti libri e magazine e fanzine che venivano dagli Stati Uniti, e lì mi prendevo ispirazione appunto da quello che era per me l'essenza dello stile, lo stile classico newyorkese dei graffiti, dove l'hip hop culture è nato, ecco. Anche lui, come Danilo, magari passava per i Foot Locker e aveva visto le prime cose, diciamo... Sì, L Magazine era il magazine italiano più diffuso, perché veniva venduto
nei footlocker, ma a sua volta i footlocker non erano così diffusi come adesso, c'erano solo nelle città principali, infatti sì, ce n'era Mestre, ok, però comunque stiamo sempre parlando di avere tanta difficoltà a recapitare questi strumenti per studiare di studio. Tu di fatto in che anno hai iniziato? Ma 93, 93. anno del battesimo sicuramente 93, sì Il sì. passi maestro, no? Sì, andavo appunto già in skate, ripeto, da prima, nel 93 continuavo ad andare nello skate fino al 94, 95, però nel 93 è proprio lì che ho abbracciato, mi sento di dire che quell'anno lì insomma che ho abbracciato il writing in primis, l'hip hop, ecco, e poi diciamo che lì avevo 13 anni, poi dal 95 che avevo 15 anni lì cominciavo a fare le cose in maniera più disciplinata, più seria. Allora, teniamo sempre come punto di riferimento Mestre, noi ci siamo conosciuti lì, la nostra scena vogliamo riferirla lì, quindi da Mestre a New York, parte 2, abbiamo iniziato Da con Mestre a Danilo. New York, Cosa che ci figo. racconti? Ho Mestre come New York. Già. Beh, io che comunque vengo dalla provincia, ok, dalla provincia sud di Venezia, da ragazzino muovermi in città, ma parlo proprio primissimi anni delle superiori, muovermi in città come Padova, Mestre, per me era un po' come andare a New York, no? Sì, Padova e veramente. San Francisco e sì, per me- Mestre e New sì, York. Mestre, sì, anche Padova, alcune zone, ma Mestre è più underground, capito? Poi comunque questa metafora, no? L'aveva fatto tra l'altro anche uno scrittore di cui non ricordo il nome, che era newyorkese, che era venuto a Mestre dicendo che la Cita, i popolazioni della Cita gli ricordavano un po' i project del Bronx. Ecco, quindi non è che soltanto noi writers vero. fissati con New York Style abbiamo sta visione di New York come Mestre, capito? E sì, è che non ricordo il nome di questo scrittore, comunque lo disse. Comunque, come dicevo prima, la mia fonte di ispirazione, la mia scuola è sempre stata appunto New York, ok? Dove tutto è nato. Anche perché qua c'era poco, effettivamente. Sì, qui c'era poco, ma comunque anche negli anni dopo in Italia comunque il fenomeno si è sviluppato sempre di più, si è dilagato sempre di più, hip hop, writing. In Europa erano già avanti, senza dubbio, facevano cose fighissime a livello stilistico in Spagna, Francia, Germania e Olanda, solo che quello che a me veramente mi ha sempre emozionato e dicevo questo stile qua è quello, è lo stile, punto, era appunto il New York Style, quindi prendevo ispirazione dei grandi pionieri, writers, maestri di New York, sia potevano essere Bomber, Stylers, il mio punto di riferimento era quello. E poi negli anni, frequentando appunto quello che per me era New York, quindi Mestre in modo particolare, sono entrato in contatto con i writers mestrini, con i primi writers mestrini longevi negli anni tuttora, che salutiamo, Slog, Sat, che loro sposavano quello stile là, no? Cioè loro facevano quello stile là, New York Style, Letteroni, lettere. New York Per Style, tanti- Bars and Arrows, comunque adesso non voglio entrare troppo in termini tecnici, comunque parlando di stile facevano quello stile newyorkese che a me piaceva e quindi mi sono molto discostato da quello che è la provincia e ho preso il Mestre come mio playground, capito? Per muovermi con i graffiti, oltre che i graffiti comunque si prendono ispirazione da quello che è la città, no? La city, e quindi quello lo ricercavo, no? I posti più infimi come i posti quelli più in vista, cioè Quando è che hai avuto è lì che fai il modo- gioco del writing. Quando è che hai avuto modo di andare per la prima volta? Da lì poi, visto che è sempre stata la mia ispirazione, la mia scuola, ho detto prima o poi ci devo andare. La prima volta sono andato esattamente un mese dopo, un viaggio che avevo già programmato da un po' di mesi, avevo lavorato un sacco come bagnino, come si dice, telefonista in un call center, ma come bagnino soprattutto mi ricordo,
per mettere via più soldi possibile per andare appunto a New York. La prima volta è stato nel 2001, esattamente un mese dopo il famoso 11 settembre, dove i miei genitori mi dicevano: ma dove cazzo vai? Sì, Cioè, che i media qui ne parlavano, no? Che lì era tutto un sistema, e invece comunque Era il momento migliore in realtà. no, il momento migliore a livello economico, nel senso di prendere un aereo costava poco, nessuno voleva andare lì ovviamente. Io andai con poco effettivamente, e la città viveva però in generale, però Cavolo, quindi comunque era cosciente ovviamente di quello che era successo. ma hai visto subito Ground Zero, quindi? Sono stato quindi lì al Ground Zero e ho camminato anch'io sulla polvere, perché un mese dopo c'erano ancora 5 piani di una delle 2 torri ancora che fumava. Dopo un mese sì, camminavi sulla polvere, i palazzi intorno ancora impolverati, e lì mi ha molto colpito, mi ha molto emozionato, mi ha scosso, ecco. Lì per lì, insomma, che comunque vedi di persona un evento che poi abbiamo visto che ha cambiato il mondo, ecco. Uno degli eventi che ha cambiato il mondo. E comunque, a parte quello, insomma, lì ho cominciato a fare entrare in contatto con i primi writers appunto newyorkesi che io stimavo, e non basta andarli a conoscere perché tu li stimi, devi entrare, come si dice, nelle loro grazie, e non si scherza lì, ragazzi, a livello stilistico, cioè nel senso che ti dicevano, visto che comunque stiamo parlando di un'era pre-social, ti dicevano: ok, fammi vedere la roba tua, cosa fai. Allora io giravo col mio book di foto stampate per fargli vedere: questo è quello che faccio io, e loro lo sfogliavano, e ho avuto le mie soddisfazioni non indifferenti, insomma. E lì infatti poi tornavi da questi viaggi, perché poi sono andato ogni anno poi andavo più o meno, tornavi con tanta fotta, no? Perché avevi avuto un riconoscimento da gente che spaccava del posto, e gli styler, capito? E vedevi finalmente, oltre che appunto muoverti intanto in una città da film, no? Tu sì. sei abituato a vedere l'America e gli Stati Uniti e New York in modo particolare dai film, sono cresciuto, no? Come film, cioè io mi guardavo i tombini se uscivano le tartarughe ninja, capito? Cioè, visto che il fumo c'era, intorno era tutto come nei film, voglio vedere Spider-Man, voglio vedere tartarughe, cioè per me era così, capito? Era fighissimo, troppo figo. E poi appunto respiravi l'aria proprio della metropoli, dove è nata non solo il writing, ma appunto la cultura hip hop, che lì proprio lo vivi, lo percepisci agli angoli delle strade, nei quartieri, veramente c'è un imprinting forte, capito? Ma la prima volta in sé com'è andata? Cioè, essendo pre-social, tu ti sei prima sentito con qualcuno? Sì, mi sono sentito tramite, non c'erano i social, ma il sito famoso Full Effect, che con qualcuno ne avete già parlato, sì, no? Sì, però quello era a livello italiano. C'era qualche sito appunto masticavi bene l'inglese oltreoceano, e quindi sì. A scuola è una delle materie che andavo meglio, era l'inglese, un po' anche perché volevo capire un po' i testi delle canzoni, capito? Sì. E quindi sì, insomma, non ho avuto difficoltà a interagire, ma non solo per la lingua, ripeto, perché prima portavo avanti il book di quello che facevo, il book di foto della mia roba che facevo, capito? Quindi poi dipingere là, a contatto con loro, cioè per me ovviamente, che era un ragazzino di 21 anni, ovviamente era figo, top, capito? Il book è cambiato anche il concetto negli anni. Mi ricordo con la mia prima crew che il book era in realtà un libro di fogli bianchi dove portavi i tuoi sketch, e magari tu o Kaifa ci diceva cosa fare meglio, sì, le lettere. In realtà nel tuo caso eri già tipo con le foto, che andavi con le foto della roba che avevi già dipinto e andavi a chiedere, a mostrare. Sì, poteva essere lo sketchbook, dove appunto la gente facevi vedere i tuoi sketch, gli dicevi alla gente: firmami il book, firmami il sketchbook, no? E che non è
l'autografo, è proprio che la tag, più una cosa proprio di writer, capito? È il musicista che magari va dall'altro musicista che stima, gli fa l'autografo, no? Sì. Lì invece è proprio un discorso tra writers, si usa molto fare questa cosa. E poi il book è quello di foto vero e proprio, insomma, che loro quello volevano vedere prima di farti dipingere con loro, ecco, non era così easy, ecco. Non bastava chi c'ha più follower su Instagram e allora non c'era no, neanche cioè, quella mania, sì. sì, Forse era più meritocratico. bravissimo, così era. Assolutamente, io non ho mai visto, per come l'ho conosciuto io, non ho guardato, non penso neanche che ci fosse scritto il numero di quanta gente ti seguiva su Full Effect o cose del genere. Ok. No. Comunque, allora, oltre New York, quali sono le altre tue connessioni forti che hai da allora a oggi? Beh, con New York sono entrato. Se vuoi parlare magari di Trani Sì, con New York siamo entrati in connessione con Cope 2 e in crew con lui, sia io e poi Slog, Sat e altri ragazzi, Care di Milano, ecco, ma poi per le connessioni sì, qui in Italia con dei ragazzi pugliesi della 5SK, formando l'NYS, anche loro grandissimi styler con fortissima ispirazione alla scuola newyorkese, anche loro mega infottati con New York Style. Abbiamo formato sta family sempre nei primi 2000 e si andava quindi a dipingere giù in Puglia, murate enormi, posti fantastici, cibo buonissimo. Wow. E poi negli anni con Praga abbiamo un nostro socio che è lì a Praga e si è creata connessione anche con Praga, ecco. Qual è il primo viaggio che tu ricordi di aver fatto magari in treno o sei andato qua in Italia che però dici cazzo figo, mi ricordo quella roba là che sono andato in quel posto, Danilo ha parlato di quella jam che c'è stata alla stazione di Venezia, non so se c'eri anche te però. Sì, ma ero piccolissimo, cioè nel senso avevo 15 anni tipo, e Danilo era già Slog era già più grande, comunque sì Slog è sempre stato più grande di tutti. Slog è nato grande cioè Slog è nato grande e Riccio soprattutto. Ah, è vero. Vabbè, abbiamo avuto i capelli anche noi in un'epoca lontana, cioè. Comunque siamo degli styler ma non stylist, quindi tralasciamo i capelli di ognuno di noi che sono ricordi passati tanti capelli fa. Comunque stavo dicendo, un ricordo di un viaggio in treno appunto per andare a una jam epica è stata ad Ancona Juice 96, che avevo 16 anni, io col mio amico Remok dell'epoca che dipingeva con me, e ovviamente a 16 anni i miei genitori non mi lasciavano andare fino ad Ancona, che era ad Ancona questa jam, Ancona Juice, no? 2 giorni tra l'altro, figurati. Cosa ti sei inventato? Quindi sia io che il mio amico dell'epoca gli abbiamo detto semplicemente andiamo a nuoto. A nuoto si fa manca, non si va a nuoto, si fa manca. Uscita col prete. No, andiamo semplicemente a mangiare una pizza e io dormo a casa sua e lui dorme a casa, lui gli ha detto che dormiva a casa nostra, no? E quindi i miei pensavano che io ero tipo 2 isolati più in là a dormire, in realtà abbiamo preso un treno, siamo andati in Intercity di quelli belli che sono da marmotte proprio, che sapevano da marmotte, però un viaggio della speranza fighissimo, perché man mano che il treno attraversava le stazioni delle città scendendo ad Ancona salivano altri writers delle altre città che anche loro si dirigevano alla stessa jam, quindi già lì cominciavi a conoscere le persone, a farti vedere, a scambiarti le foto. Questa è la mia roba, foto, no? Figo, sgammare gli altri rappusi. Sì, esatto, che poi li sgammavi subito gli altri rappusi, no? Writers. E quindi sì, perché sta jam di Ancona Juice è stata epica, perché non solo era per il writing durante il pomeriggio, durante la giornata, ma la sera c'è tutta la scena hip hop italiana, quindi da Neffa, Bassi Maestro,
gli OTR, tutti, GFSO, c'erano tutti. Ma scusa, ma sto evento come siete venuti a conoscenza? Ma tramite proprio L Magazine, mi ricordo. Ah, ok. C'era un trafiletto pubblicitario, se non, sì, così doveva essere, dove veniva annunciato questo evento che era già stato fatto sì. l'anno prima. E solo che l'anno dopo, quando l'hanno fatto con altrettanto successo, venne così tanti writers, con tanta gente, che la struttura ricettiva che il tipo che aveva organizzato l'evento aveva preso in gestione dal comune per fare questi live, e venne distrutta nell'arco di un'ora. Non c'è neanche più spazio per una firma, capito? Cioè, troppi writers, tutti scatenati, che gli chiudevano le mani, tutti dentro lo stesso posto. Figurati cosa è venuto fuori. Perché è disastro. assurda sta cosa, pensata. No, ma c'erano delle vibes che adesso non le ho più trovate, veramente. Sembrano cose un po' retoriche da dire. Però è così, ma non perché io avevo 16 anni all'epoca, e adesso sono molto più grande, quindi hai quel rimpianto un po', sai, della giovine. No, è proprio quell'elemento di caos assurdo che ho fatto tempo a intravedere anche io nei primi 2000, ma proprio la roba che mi ha fatto riflettere è stato adesso nel 2025 pensare che sia stato tipo che tu sia capitato per caso magari in un Foot Locker, hai preso la rivista così, hai visto che c'era il trafiletto e sei andato là perché hai passato la voce. È stato alla fine un giro di un passaparola che vi ha portati tutti là. Sì, ma anche perché comunque L Magazine era il magazine quello più diffuso, ecco, più visto, più gettonato, ovviamente, uno dei pochissimi. E quindi comunque mi ricordo, tu parli appunto di caos, ma c'era proprio caos, mi ricordo, ad esempio, no? C'è proprio Chaos One, il rapper, ok? Che lui come me siamo stati svegliati la mattina perché abbiamo dormito in quel posto dove è stato fatto questo live. Siamo stati svegliati dalla polizia che con i piedi così ci svegliava dicendo di andarsene, capito? E quando ci chiedevano i documenti, hanno chiesto documenti a me, dietro di me c'era Neffa che era appena uscito da un furgone con una tipa, e lui era già più grande, aveva dormito con qualche gruppi magari, che ne so, dormito, vabbè, Neffa aveva dormito, sì. Si dorme, il Cico ha dormito. Vabbè, comunque no, ti va di raccontarci magari qualche... Scusami, il tipo, capito, mi ricordo la gente lì di polizia mi fa: ma tu hai 16 anni, cosa ci fai qua? Ma i tuoi genitori sanno che sei qua? No. Io fiero, sì, lo sanno, e quindi, cioè, sai un po' quella cosa, quella verve. Allora. Sì, lo sanno, se avessero saputo, guarda. Sono adulto, amico, sono padrone di me stesso, quindi... Vabbè, comunque dai, sono cose che si ricordano con piacere. Però a parte queste cose qua da adolescenziali con dei piedi, sì, a parte queste cose qua adolescenziali, è proprio un discorso, capito, che mi hanno formato poi negli anni, questi ricordi qua. Un'esperienza che ti ha lasciato moltissimo. Esperienze mi ha lasciato moltissimo, questa poi come tante altre, fatte anche in contesti più intimi. Hai fatto in modo di non essere più svegliato dal piede di un poliziotto in futuro. Bravo, sì, esatto. No, visto che ti sono rimaste impresse queste vicende, hai qualche storia, cioè, con tutti i graffiti, i disegni, non so, qualche particolarità che qualche ti è successo? Sì. Cosa è successo in una jam o magari in action? Sì. Ma sì, sai, comunque l'hip hop in generale, non è solo l'hip hop italiano, però in generale pullula di casi umani, cioè, quindi a sua volta che siano i rappers, che siano i writers, anche tra writers un sacco di casi umani, sia stilisticamente che proprio come persone. Anche perché ti dirò, io guardo sempre quello che c'è dietro lo stile, cioè se tu dipingi figo, wow, top, ma se tu dipingi così, che nel senso, cosa vuol dire? Per me parlo, non sei stilisticamente tra le mie corde, ok? Però ti conosco, sei veramente un good fella, sei un bravo ragazzo, sei una persona oro, cioè dai, facciamo un muro, dipingiamo insieme, cioè non mi importa come dipingi, guardo, capito, chi c'è dietro la persona. Comunque sì, come ho conosciuto delle persone fantastiche negli anni, mi è capitato di conoscere anche persone con aneddoti assurdi, però vediamo cosa potrei raccontarti
qualcosa di più hardcore, è pensa successo ad magari a una esempio... jam e a un action, due cose. Sì, sono contesti diversi, situazioni diverse. No, mi viene in mente un action, è successo, stavo con un mio amico, stavamo dipingendo in tarda ora, notte, fonda, e a un certo punto dietro di noi c'erano delle case, vengono avanti due persone, un ragazzo e una ragazza, e il ragazzo, diciamo così, sembrava disinteressato alla ragazza, seppur insieme a lei, no? Usiamo questo termine. E invece poi a un certo punto entrano a casa ed erano veramente a 2 passi da dove stavamo dipingendo noi, quindi noi eravamo immobili aspettando che questi qua, insomma, Andassero a letto. andassero a letto, insomma, si chiudessero dentro casa perché noi stavamo dipingendo, ecco. E invece sì, sono rientrati a casa, però a un certo punto spalancano la finestra dava sempre dove eravamo noi che dipingevamo. E quindi insomma era un po' un problema, perché insomma bisognava che questi si chiudessero dentro casa. Invece sono rimasti con la finestra aperta, hanno cominciato, ma il tipo ci dava di brutto, il tipo ha cominciato a darci di brutto, ed era come averli dietro, cioè mi veniva da saltare la finestra a dire ma un po' di party qua, invitare, no, cioè una roba incredibile, cioè succedeva tutto a 2 metri dietro di noi, cioè assurda come situazione. Vabbè, a una certa assurda. avete detto vabbè, andiamo. A una certa abbiamo detto vabbè, questi qua fanno un casino più di noi, capito, facciamo un casino più di noi con la finestra spalancata, finiamo quello che stiamo facendo, e poi ci siamo fatti una risata scrivendo making love with the style, capito, making love with the style, perché i tipi stavano facendo l'amore, un sacco di love, si stavano scambiando, e noi invece un sacco di stile, anche un po' invidiandoli, diciamo la verità. E quindi insomma è stato divertente perché era una situazione molto surreale, no? Molto strana come cosa, però così è stato. Allora, oltre al writing, mi è capitato di comunque vedere anche qualcos'altro di produzione tua che riguarda la musica, e se non sbaglio hai anche diretto alcuni dei video musicali da te prodotti, se vuoi dire qualcosa. Sì, allora intanto, ovviamente la gente mi conosce per essere writer, no? Il writing è sempre stata la mia disciplina. E poi sai, essendo in crew anche con Karma, no? Karma da Padova, salutiamo Karma da Padova. Ah, ok, sì. Grande Karma, lui oltre che liricista da sempre, da paura, come rapper, è anche producer, no? Che faccia delle basi potentissime. E essendo in crew insieme, frequentando un po' l'home studio che aveva lui a casa, mi ha detto perché anche tu non scrivi qualcosa e facciamo un pezzo sul writing, che una strofa così. 2008, così 2007. Aveva un home studio, comunque costava 2007. Aveva un home studio, Karma, aveva un home studio, e adesso si è organizzato ancora meglio. Comunque all'epoca aveva un home studio che lì tutta la scena padovana è passata, sì. Ma grandissimo, faceva veramente magie. Comunque ho detto ma sì dai, alla fine il rap è sempre stata la mia musica, perché no, mi piace scrivere, scriviamo una strofa. Abbiamo fatto una strofa, poi c'era Wiser che all'epoca in crew con noi, che oltre che essere un grandissimo bomber faceva anche foto ai rappers, anche videoclip, anche videoclip. Ho detto vi giro io il primo videoclip serio, no? In bianco e nero, però con un'impronta con una fotografia molto seria, molto figa. E così è stato, noi l'abbiamo fatto, il pezzo si chiama Vandals e aveva fatto un sacco di... Qual è il nome del team? Esatto, True Vandals, sì. È stato figo, sì, nel senso che abbiamo avuto tanto feedback anche da fuori del Veneto per quel video là, anche perché nel 2007 su YouTube facevano i video, la gente faceva video, ma non così tanto come gli anni dopo, no? Adesso ho scoperto tutto, adesso mi è mente avuto il flash. True Vandals poi accanto. Non diciamo sì. chi, ma qualcuno ha anche scoppiazzato E quello quindi, stile di video. Vabbè dai, non ne entriamo poi nei dettagli. Whatever. Troppo. Ma pensati. Esatto, e quindi da lì poi abbiamo fatto, per Wiser si è aperto
un attimo un po' di percorso fra i videoclip con Nancy, Rage e ad altri rappers locali e poi da lì poi mi sono messo anch'io ogni tanto a scrivere qualche testo, mi piaceva fare qualche mixtape, ho fatto un paio di mixtape usando sia strumentali americane che mi piacevano, fighe, potenti, e altre produzioni originali di Karma sostanzialmente. E registravo da lui mi produceva e quant'altro, mixaggio, mastering da lui, sì. E sono usciti questi 2 o 3 mixtape, uno di Crew e 2 mixtape miei. E poi con l'ultimo mixtape che è uscito ormai qualche anno fa, ci sono diversi video su YouTube che li faceva, mi ricordo alcuni li ha fatti, come si chiama, Mattia Bonato, Reichen, che adesso ha fatto un sacco di carriera, è il videomaker di Sfera Ebbasta. Sì, ma lui era talentuoso, lui di Castelfranco, talentuoso all'epoca, Mattia Bonato, sì. E poi William Vasconi, lui è il nostro compare di Crew e anche videomaker, ne ha fatto alcuni video lui anche, super stilosi, e soprattutto quelli fatti dagli altri, non perché non mi fidassi che tutta quanta gente valida cercavo di mettere insieme, e così è stato. Però ammetto che io ero abbastanza rompicoglioni, nel senso che mi piaceva che le cose venissero fatte come le avevo immaginate io, no? Dal video quello più street al video quello con un minimo di storytelling dietro, capito? Sì, quindi lo storyboard mi piaceva stenderlo io, capito? E anche in fase di montaggio ero abbastanza rompicoglioni, dai, nel senso buono, perché alla fine poi sì, vorrei che uscisse il prodotto, il risultato sì, che fosse il video quello più street della canzone più certo. Il pezzo quello più easy, il pezzo quello più profondo, diciamo, ma comunque volevo il video che avesse una certa immagine, ecco. Sì. Allora, stando rimanendo nel topic, cos'è per te lo stile in generale, non strettamente legato ai graffiti, ma se vuoi darci, perché è una parola che non posso non collegare a te. Beh, ti ringrazio, e anche perché alla fine è sempre e solo una questione di stile. Tutto gira intorno allo stile, secondo me, se parliamo di writing, di vita. discipline e di vita, esatto, perché lo stile è di vita, cioè va molto in simbiosi, secondo me, capito, come sei tu e come esprimi la tua arte, la tua disciplina. Quindi quando ti ho detto prima che l'hip hop l'ho preso come stile di vita, capito? Avere stile è adottare, capito, delle caratteristiche e le fai tue in modo che la gente ti riconosca in quel che fai. Esempio, se parliamo sempre di writing, per me aver stile significa, appunto, parlavamo prima di fare altre lettere oltre le lettere del tuo nome. Quando tu fai, esempio, dipingi una scritta, un lettering non col tuo nome ma con una parola, con un altro nome, e la gente già solo vedendolo riconosce che l'hai fatto tu, senza nemmeno leggere la firma, ma solo vedendo, quello è stile, senza che riconosca, senza che vada a vedere ma chi l'ha fatto, solo vedendo, boom, capito, il pezzo, già dice quello è di Tizio, quello è, vuol dire che lì dietro c'è stile, capito? Quindi attenzione, che stile poi non va a pari passo, non deve andare a pari passo con la moda, perché la moda passa. Non deve essere cool necessariamente. La moda passa. Lo stile resta, ma di mezzo c'è anche la classe, no? La classe è per pochi. La moda passa, direi. La classe è per pochi e lo stile è tuo. Lo stile è tuo. Lo stile è non avere la suoneria durante Scusate. Ovviamente le strumentali di Sciocca le senti che sono sue. Ma... È uno stile suo, ovviamente. Salutiamo Sciocca, Rock B, grandissimo producer, DJ, assolutamente. È uno stile che ha solo lui, solo a sentire certi timbri è sua, senza neanche leggere il produttore. Sciocca, scuola Premiere, ok? Sì. E poi ha fatto però uno stile suo, ha preso come ispirazione DJ Premiere, ma dalle sonorità, no? Ma chiaramente ha fatto poi il suo
suo stile, la sua... Senti che sound, che stile. In che stagioni, in che punto si trova secondo te oggi questa cosa dei graffiti? È un momento glorioso, è un momento di implosione? Cioè, come la vedi? Anche in confronto al passato soprattutto. Ma c'è di tutto adesso, anche con i mezzi. C'è gente che dipinge con come si chiama, con la Chat GPT, con l'intelligenza artificiale, con gli occhiali, sì. con la roba di virtuale. Cioè che non riesco, mi dispiace, ma non riesco, va a perderci di romanticità, capito? Cioè non di romanticismo e di essenza proprio. Quindi c'è di tutto e di più, abbiamo tutti gli spray che vogliamo a disposizione, tutti i caps che sono appunto i tappi con cui regoli, no? Il getto dello spray. Stilisticamente, ripeto, anche lì c'è la qualunque, c'è di tutto, le cose fighissime, le cose ignoranti, le cose... E diciamo che c'è sempre quella scena che a noi piace, dove ci fomentiamo e vogliamo stare underground, che ti dà quell'energia, quelle vibes che fanno nascere quelle cose fighe, sia nei contesti che proprio stilisticamente le vedi, che le lettere fatte sul muro non devono essere appunto delle figurine, dei plotter stampati sul muro prettamente grafiche, devono essere, sono graffiti, quindi il tratto dello spray è giusto che ci sia, e c'è quella scena dietro che underground che ancora lo trasmette questo. Poi ci sono tanti invece appunto come definirli, Instagram writers, capito, che lo fanno anche lì come le fighe, no? Lo fanno per i follow, per i likes, per trend. dipingono per i likes come le fighe, e quindi sai lì li vedi tantissimi che cioè che tecnicamente sono mostruosi, però parlo sempre per me, non mi trasmettono nulla, perché comunque fa molto, capito, ripeto, l'approccio, lo stile quindi che hai in questa forma d'arte, in questo modo di esprimersi, capito? Cioè, lo vedi se lo fai per i likes, appunto, parlando sempre in termini social, o se lo fai per un social on the street, capito? Sì, è quello. Se lo fai per la gente per strada, esatto, per il contesto di strada, o lo fai perché la foto deve essere figa, con il pezzo deve starci nel riquadro giusto per il post in Instagram. Cioè, non sto esagerando, ma ho sentito storie che voi sì, si è un po' potete evoluta immaginare, la cioè. faccenda, diciamo, Sì, volta. per A livello, carità. tipo, ti ricordi Però- quella scena dei Simpson dove Homer Homer mi sembra che passava, oppure glielo facevano a Homer, passavano sopra una pozzanghera apposta per andargli addosso alla persona. Adesso con il writing c'è questa cosa di fare magari il pezzo perché sai che c'è la pozzanghera davanti, e quindi la foto viene figa perché c'è il riflesso del pezzo davanti all'acqua. Sì. E oltre a questo mi ha colpito degli ultimi anni del writing questa cosa cioè questo trend che è stile essere non stiloso, cioè tipo fare questo Ma lo devi anche saper fare. sì, Cioè, puoi fare anche la roba stile... marcia apposta, tipo fare i pezzi che colano, o tipo brutti apposta, e quello è lo stile. Lo stile ignorante c'è sempre stato, se non chiamarlo così ignorante, ma devi saperlo fare. Ma non c'era la cognizione, non c'era la consapevolezza dei social di adesso, cioè non c'era questo giro di Instagram o altre cose. Sì, ma comunque senza dubbio, cioè, I non stylers non era una roba che secondo me c'era tipo nei 90 di fatto. Beh, guarda, c'erano anche sai nei 90, vedevo delle cose veramente anche nei 90, te lo posso assicurare. Però capito, tu come writer, scrittore, devi farlo con stile, non basta mettere il nome, non basta produrre se non hai stile, non hai flow in quello che fai, capito? Quindi lo stile è sempre la cosa che deve primeggiare, assolutamente. Poi anche perché, cioè, indubbiamente questo vale
non solo nel writing, ma nell'arte in generale, cioè se una roba fa cagare, cioè inutile vuoi spacciarmi la merda per una roba, cioè ok che esiste la merda dell'artista, ma quella è un'altra cosa, però capito, c'è roba che veramente fa cagare, cioè se fa schifo un pezzo fa schifo, non è che me lo devi spiegare, cioè. Certo. Penso che siamo arrivati al sono nocciolo molto così con la scuola dei graffiti, e la scuola della vita. Ok, molto straight. che dire? Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Mettete ragazzi. subscribe se non lo avete già fatto. A 100.000 like Zoro si farà i ricci come slog. Come slog back in the day. Bella.